Però Ginetto Luzzetta, che a quel tempo suonava a Roma e a Milano e a Genova, venne a Sassari e iniziò con la canzone dei Candelieri. Quindi diciamo, per ordine di importanza, come io reputo, Ginetto Luzzetta è, diciamo, il capostipite di questo genere musicale. E noi stessi sappiamo che quando c'è la Faradda, ci sono normalmente c'era un tempo, quando Antonio Arcado stava all'azienda del Soggiorno, due manifesti. Uno dell'azienda del Soggiorno che diceva Li Candaleri con la R e uno del comune che diceva Li Candaleri con la L. A Sassari sono nate delle realtà che pian pianino hanno assorbito quel tasso di identità totale sassarese, ma badate che quello che è arrivato a Sassari dai 40, 50, 60 mila abitanti si è arrivati a 130 mila e quel tipo di contaminazione è stata veramente interessantissima anche per lo sviluppo di una città che ha cambiato la sua identità. Sono un sassarese che dopo 40 anni finalmente fa una cosa per Sassari, con un po' di emozione chiaramente. Non potevo non farla su una cosa molto identitaria, evidentemente, su una cosa che, devo dire, la parola folk non mi è mai granché piaciuta, va bene forse per le canzoni americane, popolare mi piace, perché credo che Michael Jackson sia popolare, credo che il reggae sia popolare, sono due espressioni diverse, ma se Michael Jackson è il popolare internazionale, quello da radio, il reggae nasce da una sofferenza e da una identità. Etiopia, i re dell'Africa, il primo imperatore africano nasce da quello. E perché allora Sassari deve essere considerata, e la canzone sassarese deve essere considerata una cosa minore?